A proposito di eccellenze, di bellezza del nostro territorio, io ho qui due ragazzi. Signore e signori, finalmente io vi posso presentare o far vedere chi c'è di là dalla regia, che è il nostro Michael Schino. Ciao a tutti. Oh, Angelo Guarino. Ciao a tutti. Angelo Guarino non è in regia, adesso spieghiamo che cos'è, ma il nostro Michael Schino, io lo racconto sempre, no Angelo, che noi, in disparte del fatto che giornalisti, la redazione, speaker e regia, poi tutti siamo così fortunati perché siamo in radio e ci occupiamo anche di musica nella nostra vita. Io sono una musicista, Gisberto è anche musicista, e tanti altri DJ, selezionatori da tanti anni, diciamo minimo 30, ok? Quindi questa è la cifra. E voglio raccontare anche poi che Michael, oltre a fare il regista, qui da noi è anche un dancer, un ballerino, un danzatore, e so che tu sei il coach di una squadra incredibile. Come si chiama la vostra crew? La nostra crew si chiama Unity Crew Fam. Unity Crew Fam. Unity perché volevate essere uniti? Perché? Sì, perché questo progetto nasce nel 2019 con diciamo l'idea di unire i miei ragazzi, quelli che comunque studiavano con me in tante scuole, e di fare un unico gruppo per poter appunto partecipare a competizioni più importanti come Hip Hop International e nelle varie gare che comunque ci sono qui in Puglia. Ok, allora tu quindi hai fatto un po' una ricerca nel nostro territorio, sì, tra le varie scuole, hai detto ragazzi, chi vuole puntare ad una cosa particolare? Esatto. E quindi sono arrivati tipo Michael. Michael faceva già parte dei miei allievi. Sì. Ah, Michael era già tu? Sì. Io l'ho visto, ragazzi, spumeggiare. Io non so se possiamo mandare qualche video già. È spumeggiante. Lui, ma tutta la squadra, ragazzi, posso dirlo, siete veramente splendidi. Cioè qua non è una roba, adesso potrebbe sembrare che Michael lavora qua e noi chiamiamo Michael con la sua crew. No ragazzi, cioè, se Michael faceva noi non avremmo chiamato Michael nella sua crew, assolutamente. Quindi questo perché noi vogliamo raccontare le cose belle. In Partecipiamo Taranto, sai cosa faccio io da anni? Racconto le bellezze, le cose più belle che noi abbiamo nel nostro, perché le cose brutte ok sappiamo che, però le cose più belle vanno raccontate e voi siete meravigliosi, quindi complimenti, perché so che avete raggiunto anche dei risultati stratosferici. Sì, esatto, ci siamo classificati al secondo posto nella categoria Mega Crew e quindi adesso siamo i vice campioni d'Italia. Siete i vice campioni d'Italia? Michael, non me l'avevi detto. È un po' di pepe, dai. È un po' di cavolo. Quindi vice campioni d'Italia. Sì. Cosa significa? Perché si fanno queste competizioni? Intanto ci dici quali sono i requisiti per l'accesso e poi come si fa a vincere? Allora, c'è una fase preliminare che comunque si tiene, di solito lo si fa a Roma, però quest'anno l'hanno fatto a Genova, dove comunque tutte le crew della Puglia, anche del nord, del sud, da tutte le parti dell'Italia, si sfidano in questa competizione qui, e soltanto i primi 3 classificati poi hanno accesso di diritto ai mondiali in America, a Phoenix. Quindi voi andrete... Noi adesso andremo di diritto... Che cosa? Sì, davvero? Esatto, diritto a Phoenix. Che si darà voi avete ottenuto con questa vittoria di diritto la partecipazione, l'accesso al mondiale, esatto, da Taranto, da Taranto. A Phoenix, esatto, in America. Esatto. Vabbè ragazzi, io sono veramente senza parole, però adesso io lo so perché attraverso Michael vivo un po' le sue giornate, perché Michael racconta eccetera. Voi fate un sacco di allenamenti, esatto, le prove, vi preparate, perché poi dici ma come si fa ad arrivare al mondiale? Parliamone. Sì, noi facciamo 2 giorni a settimana da 4 anche 5 ore l'una, quindi ci prepariamo su questo piano, perché abbiamo bisogno di tante prove, anche perché io ho ragazzi che partono dai 14 anni a salire, quindi comunque tutti quanti loro hanno bisogno di una base, di una preparazione unica per tutti, quindi tutti quanti devono lavorare nello stesso modo, indipendentemente dall'età. Sì, perché voi siete super coordinati, sì, vediamo, voi siete super coordinati, quindi è chiaro che quando fate, adesso noi mandiamo in onda, facciamo così vedere tutto quello che accade. È una cosa bellissima, amici, vi facciamo vedere un pezzo, dai, ve lo facciamo vedere. Sì.
Ho capito adesso, amici. Mamma mia, questa è l'ultima competizione che voi avete fatto. Sì. Cioè, l'altro giorno voi avete fatto questo e quindi la giuria ha detto: ragazzi, voi dovete andare in America a portare la vostra arte. Sottolineo che è una giuria internazionale. Ed è una giuria internazionale, non mica pizze e fichi, ragazzi. Qua. Non stiamo smacchiando i giaguari. Non stiamo a smacchiare i giaguari. Lui lo sa, perché io lo dico tutte le mattine. Io appena entro, il mio mantra è veloce, rapido, e non stiamo a smacchiare i giaguari, nel senso che le cose dovevano essere già pronte ieri, nella mia mentalità, suppongo anche nella tua, perché per arrivare a questo tipo di precisione, di forza, di bellezza, di bravura, ci voglia, come abbiamo detto e spiegato, tanto allenamento. Michael Schino è di qua oggi e Angelo Guerrino, il nostro super coach. Allora, abbiamo parlato della Unity Crew, che è questa compagnia di danzatori che si sono riuniti per creare qualcosa di diverso. Intanto io vedo che stanno arrivando, mamma mia, Madonna, quanti messaggi, ragazzi. Allora, un attimo, let's go Unity, da parte di Cricri. Poi Cristiano. Ecco. Poi io allora, un attimo, che qua ci sono anche le domande per Angelo, per la Unity Cream Family. Com'è essere vice campione d'Italia dopo anni di sacrifici? E poi c'è scritto ancora: io e tutta la crew vogliamo ringraziare per tutto quello che fai, ti vogliamo ringraziare per tutto quello che fai per noi ogni giorno, anche se ti facciamo arrabbiare ed esaurire. Noi sappiamo quanto lavoro fai per noi, quindi grazie, ti amiamo e lo sai. Poi ancora, mamma mia, ma quanti messaggi, ragazzi, ma c'è Rosa che proprio è le lettere di Jacopo Ortis proprio. Allora, siamo fortunati dal giorno zero fino ad oggi. Cosa Questa pensi? È una bella domanda. Cosa pensi quando devi creare la tua coreografia per i ragazzi? Cosa penso? Io immagino loro e quindi in base a loro, diciamo, mi ispiro e inizio a montare. Poi naturalmente cambio e ricambio, perché comunque non sono mai quasi contento di quello che comunque faccio. Certo. Cambia e ricambia, soprattutto sempre. Sì, appena che comunque capisco che una cosa non funziona, ma lo faccio sia per il bene loro che anche per il bene della coreografia. No, giusto, è così che funziona. Se una cosa non va bene si cambia subito. Sì. E poi altro che 2 allenamenti a settimana, magari dici no ragazzi, ho cambiato tutto, venite, sì, ci dobbiamo allenare. Ogni tanto qualche altro allenamento. Ogni tanto che inserisce. Però è bella questa cosa, perché significa che non solo tu hai quella, come dire, sicuramente, indubbiamente un gusto incredibile e una professionalità che ti porta a dire no, questa cosa non va, io la cambio, ho pensato questo. Perché tu come fai? Cioè, senti una musica e pensi alla coreografia? Sì. Parte dalla musica? Sì, parte tutto dalla musica. Metto le cuffie, quindi chiudo gli occhi e inizio a pensare. Qui può andare questo, qui può andare questo, quindi quando faccio questo poi vado a danza, inizio a montare, e se vedo che non va bene, purtroppo per loro devo cambiare. Quindi ragazzi, vi tocca. C'è una domanda adesso che... Ecco, aspetta un attimo qua. Sei soddisfatto dei tuoi allievi? Ci chiede Alessio. Sì, sono molto soddisfatto dei miei allievi. Dopo un mese e mezzo di lavoro veramente duro, posso dire che comunque ci siamo guadagnati quello che abbiamo avuto. Quindi per me non c'è soddisfazione più grande, diciamo. Allora, qui c'è scritto: Forza Unity, lo scrive Alessio, Forza Unity Crew Fam. Senza di voi non so cosa faremmo. Siamo tutti qui a sostenervi, sono il vostro fan numero 1. Come mi chiamate voi, il vostro manager. Forza Unity Crew Fam, vice campioni italiani. Ecco, adesso andiamo alle altre domande, perché qua ce ne sono tante. Quanto sono importanti per te i tuoi allievi? Per me sono molto importanti. Loro lo sanno, perché lo scrivono, perché loro lo sanno. Ma vi volete bene? Sì, io voglio bene tutti quanti. Che bello, siamo fieri di averti come insegnante. La Unity Crew Fam è qui a sostenerti, Micaela. Madonna ragazzi, che bello, veramente. Io poi ci sono le 3000 mille
messaggi di Rosa che dove sono? Sono qua, però sono tutti belli. Da Taranto in America, un sogno di noi tarantini che non ci arrendiamo mai. Adesso io voglio mandare, prima di chiudere, un altro pezzo ancora, perché poi voi domenica siete di nuovo in gara, giusto? Sì, a Sot contro la Bari. A Bari siete, sì. E quindi forza, cioè bocca al lupo, sì. Come si dice? Tantissima. Tanta. Tantissima. Allora noi mandiamo ancora un altro video. Sì, ce lo vediamo. Mamma mia ragazzi, ci credo, è una carica pazzesca. Io che non ballo ma che sogno di... Angelo, posso venire? Io vorrei farlo, io amo ballare, ma lasciamo perdere. Però mi piace, è una cosa che mi affascina da sempre, vedere queste opere d'arte che volano, perché voi ballerini siete delle opere d'arte volanti e quindi questo per me è una cosa incredibile. Ma poi vedo la carica del pubblico. Sì. Ci sono più matti quelli del pubblico di voi, è incredibile. Sì. È vero, Michael, senti, adesso io ti voglio far dire due parole perché la tua esperienza è quella, no, anche dei tuoi compagni di viaggio, di tutti i ragazzi, no? Ma com'è veramente Angelo? Allora, Angelo è molto esigente, nel senso che ovviamente pretende che quando qualcosa deve essere fatto per la coreografia, ovviamente lui la costruisce per noi, ma anche noi dobbiamo fare il nostro. Quindi in automatico bisogna mettersi con la testa e cercare anche di superare soprattutto i propri limiti, no? Perché molte volte c'è la cosa che lui magari può andare a pensare un qualcosa che per noi è inimmaginabile, soprattutto per la testa che ha, perché lui ha una testa che è in continuo calcolo ogni volta che deve andare a creare qualcosa. Quindi diciamo che lui vuole che noi dobbiamo superare i nostri limiti e quindi in automatico noi per forza, come lui si impegna e si toglie l'anima per tutto quello che fa, noi dobbiamo in qualche modo ripagare questi sforzi che lui fa, cercando anche noi stessi di superare questi limiti. Però dai, è buono, sotto è buono. Ragazzi, il maestro deve essere anche no, in un certo senso determinato nelle sue cose, un po' rigido, perché senza la disciplina noi possiamo avere il talento, però senza la disciplina, lo studio, l'applicazione, la pratica non si va da nessuna parte. Come insomma voi insegnate, nel senso che siete arrivati, raggiungete tutti questi obiettivi proprio grazie ad una guida che è stabile, strutturata, e voi che lo seguite, perché questo è, diciamo, il minimo che si possa fare. Poi la cosa bella, come dice Michael, è aggiungere ognuno no, il proprio lato creativo, la propria personalità, perché quello è anche richiesto, perché sennò sarebbero delle statuine e non lo siete. Ragazzi, io intanto vi faccio le mie congratulazioni da parte di tutta la Radio Cittadella, perché per i vostri risultati che avete raggiunto. Poi faremo i collegamenti dall'America, faremo i collegamenti in videochiamata dall'America quando sarete là. In bocca al lupo per domenica prossima. Grazie per essere stati qua e soprattutto un saluto a tutta la crew. Ciao. Grazie ragazzi, bocca al lupo, alla prossima. Adesso diamo linea alla regia.